Queste visite sono estremamente importanti perché le nuove generazioni devono prendere contezza di quello che è il carico sull'ambiente. Anche la nostra Costituzione, all'articolo 9, ci impone la tutela della biodiversità e dell'ambiente. Oggi abbiamo avuto il piacere, di concerto con il presidente dell'azienda idrica Comuni Agrigentini, il dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo, il professore referente del progetto, di far visitare a queste giovani menti il nuovo depuratore di Timpa dei Palombi. È un esempio plastico di efficienza nel territorio e quindi un momento di grande esaltazione nella tutela ambientale. I ragazzi vedranno in testa al depuratore il refluo in arrivo, quindi non depurato, vedranno realmente e toccheranno con mano le varie fasi di depurazione e troveranno in coda al depuratore, quindi all'uscita, il refluo depurato e potranno apprezzare l'efficienza di questo nuovo impianto. Il contesto progettuale è quello portato avanti dal liceo scientifico Leonardo, in particolare un POC che prevede per i ragazzi appunto un orientamento. I ragazzi in questo caso hanno scelto l'orientamento per la vita militare, quindi conoscere più nello specifico quali sono i requisiti ma anche quali sono le competenze del mondo militare. Come si coniuga la scelta del mondo della vita militare o nelle forze armate con l'ambiente? Si coniuga perfettamente, nel senso che le forze armate in ogni loro articolazione hanno un comando di vertice che tutela l'ambiente, quindi che è deputato come missione istituzionale alla tutela dell'ambiente, e quindi i giovani ragazzi, magari in un proseguo verso la vita militare, potranno, se vorranno, tutelare l'ambiente non solo come liberi cittadini, ma anche come controllori. Per noi la diffusione dell'informazione e della comunicazione a livello scolastico è importantissima, perché i ragazzi sono il nostro futuro, quindi sono i primi a dover comprendere quanto è importante questo sistema, il sistema idrico integrato, che riguarda sia la parte idrica che la parte del sistema fognario e di depurazione. I ragazzi sono quelli che devono portare alle future generazioni ciò che sta facendo l'azienda oggi. Noi stiamo lavorando per un futuro migliore, un futuro più giusto, dove l'acqua arriverà tutti i giorni, dove tutto il sistema funzionerà come al nord, come ci chiedono tutti, dove non ci saranno perdite idriche sul territorio e sarà un futuro migliore per tutti. Abbiamo già spiegato ai ragazzi l'importanza di tutto questo e abbiamo chiesto a loro di essere i nostri interlocutori con le persone più grandi, quindi di essere loro, al contrario, docenti, e di trasferire queste informazioni alle persone di generazioni diverse che hanno subito negli anni e nei decenni un tipo di situazione che è diventata normalità, che invece normalità non può essere. Quindi noi faremo in modo che anche altre scolaresche possano vedere cosa significa un impianto di depurazione di ultimissima generazione come questo, che possano comprendere l'importanza dei reflui che devono seguire un percorso corretto, l'importanza della contrattualizzazione da parte di tutti i soggetti, perché se tutti siamo contrattualizzati, tutti possiamo fare in modo che questo sistema funzioni bene. Vedere che attraverso un depuratore tutto ciò che viene prodotto, purificato, può essere riimmesso all'interno del ciclo vitale, penso che sia l'ideale, e come scuola noi green che siamo, in automatico non vediamo l'ora di fare questa bella esperienza. Secondo me è molto interessante, anche perché stiamo scoprendo dal vivo e faccia a faccia come è fatto il depuratore e sto imparando nuovissime cose. Questo progetto può sicuramente accrescere la cultura generale di tutti gli studenti. Dobbiamo ringraziare soprattutto la scuola che ci ha permesso questo livello di istruzione e anche la NAICA che ci permette di visitare questo splendido depuratore e sicuramente ci darà qualcosa che in futuro ci servirà.